io l'ho voluto intitolare questo nostro incontro Fare giornalismo da cattolici nel digitale. E la prima cosa che vi devo dire è appunto, io sono questo qui, sono un bambino del bianco e nero e mi piace dire e mettere questa immagine perché se sono un bambino del bianco e nero vuol dire che non sono un giovane ye, però mi occupo di una cosa che è abbastanza da giovani come il digitale e il giornalismo, e questa fotografia l'ho scelta perché ci incoraggia verso due cose. La prima è che se ce l'ho fatta io, che sono un bambino del bianco e nero, a imparare qualche cosa del digitale, davvero ce la possiamo fare tutti e anche meglio di me. La seconda cosa, ci tengo a sottolinearlo, già da bambino avevo la pancia e quindi non è una cosa che ho negli ultimi anni, e se potete dirlo a mia moglie almeno si convince. Io vi stimo davvero. Vi immagino con il casco in testa e la maschera antigas come se foste in battaglia, perché vi chiedono di essere house organ, vi chiedono di essere giornale del territorio, servire la comunità, fare da volano alla diocesi, vi chiedono l'impossibile e più dell'impossibile. In più lo sappiamo tutti, i giornali vendono sempre di meno, contano sempre meno, i lettori hanno sempre meno fiducia, le persone sono sempre più distratte. Tutte le volte che parliamo di persone e di lettori, permettetemi di dire, parliamo di ognuno di noi, perché noi quando smettiamo di essere giornalisti siamo persone, siamo lettori, ci comportiamo esattamente come gli altri. In più, come redazioni, come giornali, abbiamo sempre pochi mezzi. Però c'è un lato positivo che ogni tanto ci dimentichiamo. Abbiamo molti più strumenti di un tempo. Si possono fare molte più cose spendendo poco. Pensate soltanto all'apertura di un podcast, bastano poche decine di euro, poche centinaia se vogliamo fare le cose professionali, e il podcast può arrivare ovunque. Un altro dato positivo, tutto è analizzabile, non andiamo più a sensazione. Secondo me questo articolo al lettore è piaciuto. Il digitale ci permette di pesare se davvero è piaciuto. Quante persone sono entrate, per quanto tempo si sono fermate, se sono uscite per andare a leggere un altro articolo, se sono uscite e sono scappate da un'altra parte. L'altro lato positivo è che possiamo sperimentare, possiamo fare delle prove, possiamo fare molti più errori, non abbiamo una certa rigidità che la carta in qualche modo si è portata dietro negli anni. E vedremo più avanti, abbiamo un altro grande vantaggio, il valore paga. Cominciamo con dire che non è vero che in passato si faceva del grande giornalismo e adesso si fa solo del giornalismo cialtrone. Il giornalismo cialtrone c'è sempre stato, al punto che un mio ex vice direttore, un carissimo collega che non c'è più, che si chiama Tiziano Resca, aveva fatto un libro per la Mondadori su tutte le agenzie di stampa più cretine che erano uscite, e prendendo il titolo di una delle agenzie di stampa si intitolava "Scoppia al maiale, ferito un contadino". Vedete i titoli: il famoso cinese ucciso a coltellate giallo, portavo l'acqua frizzante a Padre mio e lui mi diceva grazie, mi fa digerire, e muore prima del funerale, vietata sulla carta d'identità la foto con la scolapasta in testa. Qual è la differenza? Che noi eravamo più giovani, eravamo innamorati probabilmente del giornalismo, i giornali ci sembravano una cosa incredibile, i giornali avevano autorevolezza. Le persone che andavano in giro per il mondo ci raccontavano la loro visione del mondo. Noi non avevamo nessun altro social, non avevamo niente in tempo reale che potesse in qualche modo confutare quello che ci veniva raccontato, lo prendevamo per buono. Oggi abbiamo tutti sempre meno tempo, abbiamo sempre più fretta e quindi siamo sempre più distratti. Abbiamo sempre più contenuti a disposizione e sempre più spesso gratis. I lettori hanno sempre più fonti, pensate soltanto alla guerra di questi ultimi mesi. Le persone si ritrovano i filmati su TikTok, si ritrovano le dirette su Instagram, addirittura c'è un profilo Instagram che era diventato famoso perché raccontava le gesta di un gatto ucraino, che è diventato uno dei siti di informazione che vengono utilizzate, diciamo così, dalla resistenza per raccontare quello che sta avvenendo. In tutto questo però siamo stati in qualche modo superati a destra e a sinistra, veniamo disorientati ogni giorno. In più c'è una cosa, il termine è orrendo, lo chiamano la sbrandizzazione delle notizie. Cosa vuol dire? Le notizie non hanno più un brand, non hanno più un riferimento. Sempre più spesso anche noi nelle conversazioni diciamo: ho letto una cosa, l'ho vista sui social, ma non mi ricordo chi l'aveva scritta. Se non ci ricordiamo chi l'aveva scritta significa che c'è un problema, significa che la nostra testata, il nostro valore
si va a perdere insieme a tutti gli altri e tutto diventa uguale. Il sito fatto da 4 persone che vogliono vendere creme e fanno intanto articoli di bellezza diventa uguale al Corriere Salute e purtroppo certe volte è anche uguale. I nostri competitor non sono più solo i giornali, ce lo dobbiamo mettere in testa. I nostri competitor sono questi. Ogni minuto su internet 5,7 milioni di ricerche su Google, 44 milioni di post visti su Facebook, 67 milioni di messaggi, 167 milioni di video su TikTok. I competitor nostri sono tutti i contenuti digitali, perché chiunque di noi attraverso uno smartphone oggi può scegliere alla fermata dell'autobus se finire un articolo, finire di leggersi un libro, guardarsi la fine della serie TV di Netflix, piuttosto che giocare, piuttosto che stare sui social, piuttosto che fare 1000 altre cose. Il tempo è l'unica cosa che è rimasta fissa, 24 ore al giorno, e ogni tanto dobbiamo anche dormire. Tutto il resto è aumentato e continuerà a aumentare in maniera esponenziale. Siamo sommersi e questa è una cosa che dobbiamo tenere presente per il modo con cui dobbiamo imparare a lavorare. Pensate che secondo AudiWeb, che certifica l'uso del web in Italia, la media nel febbraio di quest'anno è stata di 2 ore e 29 minuti al giorno, mediamente. 2 ore e 20 minuti gli uomini, 2 ore e 39 minuti le donne. La prima cosa che ci interessa, se volessimo fare un minimo di polemica con quelli che se la prendono coi giovani, è che la categoria che è rimasta più attaccata alla rete è quella dei 25-34 anni, che proprio giovanissimi non sono più, e che la differenza tra i 45 e i 54 anni e quella tra i 18 e i 24 è solo di mezz'ora. Ma non siamo qui per fare polemica con nessuno. A noi interessa di questo dato qualche cosa che impatta esattamente con le nostre vite, cioè la categoria che viene chiamata Current Events and Global News, che è la categoria dell'informazione. 1 ora e 13 minuti, ma 1 ora e 13 minuti al mese. Significa che mediamente gli italiani hanno dedicato nel mese di febbraio 2 minuti e 36 secondi al giorno a informarsi sui siti. Ribadisco, 2 minuti e 36 secondi al giorno. Direte voi, ma non è possibile. Ho fatto attraverso un sistema che si chiama SimilarWeb, che è un po' come l'Auditor, non è una certificazione al 100%, ma come dire, se va bene per tutti e lo prendiamo come misura per misurare tutti, la media che ci dà è una media interessante, ponderata, che ha un suo valore. Ho preso i primi siti di news famosi in Italia. La durata media della visita la vedete in alto, 1 minuto e 19, 1 minuto e 06, 1 minuto e 35, 1,64 pagine viste per visita, 2,29, 1,94. Questo ci sta semplicemente a confermare quello che ci diceva già l'altro. Le persone stanno poco comunque sui siti di informazione, non ci stanno per più di 2 minuti mediamente. E allora, 8 cose che è importante ricordare quando stiamo online. Il 65% del traffico ormai non è più da PC. Noi 9 volte su 10 prepariamo i nostri siti perché li montiamo, li guardiamo, li lavoriamo attraverso i PC come se fossero da vedere, da sfruttare attraverso i computer. Il 60% del traffico non è più da computer. Il 58% arriva dagli smartphone e in alcuni casi arriva anche al 65-66 e poi c'è una piccola percentuale che arriva dai tablet. Altra cosa che è importante sapere, il 65% del traffico ai siti web non è diretto, cioè arriva normalmente dai motori di ricerca, nella larga parte circa il 35%, in una quota che varia dal 6 al 12-15% dai social e qualche altra cosa dai residui che possono essere dalle newsletter piuttosto che essere stati rilanciati da un altro sito e quant'altro. Abbiamo già detto del tempo medio della visita, un'altra cosa da ricordare è della quarta, che secondo l'Ocse il 27,9% degli italiani tra i 16 e i 65 anni hanno problemi a comprendere un testo. Sono quelli che chiamiamo le persone che non sanno comprendere le cose. Allora, il punto qual è? Che sono 10 milioni di persone che si informano per sentito dire. Il che significa che
sono quelle a cui sono dedicate i siparietti, per esempio, dei telegiornali che a noi sembrano folli, dove ci sono i politici che dicono una battuta che dura 40 secondi. Ecco, serve ad arrivare a queste persone in modo che abbiano il giorno dopo, a secondo della loro adesione politica, una frase da ripetere al bar per fare bella figura, per fare vedere che anche loro sono informati. Per queste persone arrivano poco sui nostri siti e quando si arrivano cosa succede? Che se non siamo chiari passano oltre, ma non solo loro, anche noi, anch'io lo faccio. Se vedo un titolo che non è chiaro, io vado oltre. La media, ci dicono gli studi, ci vuole 1,8 secondi per decidere se cliccare o no su un articolo. Quindi io in 1,8 secondi devo avere letto il testo e avere deciso se quell'articolo può essere interessante per me. Dopodiché c'è un numero molto importante di lettori che dopo i 8-10 secondi che sono su un articolo lo abbandonano perché non li abbiamo convinti nella stesura dell'articolo. Un'altra cosa che è bene sapere, che spesso invece non teniamo conto, è che i lettori del giornale e del sito non sono gli stessi. Noi a volte pensiamo che non dobbiamo mettere certe cose sul giornale perché le abbiamo messe nel sito e soprattutto viceversa, alcune cose del sito non le possiamo mettere prima che sul giornale perché sennò ce le portano via, ma i lettori sono diversi, sono due pubblici diversi. Se noi continuiamo a sommarli e a ritenerli uguali, facciamo un grave errore che non aiuta né il nostro giornale né il nostro sito. In generale, io credo che chi ci legge in qualunque forma abbia 4 diritti e non li ho inventati io, li hanno inventati dei grandi giornalisti. Il diritto di non sapere. Non tutte le persone sanno tutto quello che sappiamo noi e invece spesso noi lo diamo per scontato, devono sapere tutto. E invece diamo per scontato che abbiano letto tutti gli articoli che abbiamo letto noi, che abbiano letto tutte le agenzie che abbiamo letto noi, che abbiano letto tutti i libri che abbiamo letto noi. Hanno il diritto di non capire, se non siamo chiari, hanno il diritto di non capire un articolo. Hanno il diritto di non ricordare che cosa è successo 6 mesi prima, che cosa abbiamo scritto 4 anni prima, cosa abbiamo fatto anche soltanto 4 giorni prima. Spesso e volentieri anche ad Avvenire io ho colleghi che dicono vabbè, ma l'abbiamo già scritto l'altro ieri. E chi ci dice che quello che abbiamo scritto l'altro ieri sia stato letto da chi ci leggerà oggi o domani mattina? Nemmeno su un grande giornale le persone leggono dall'inizio alla fine tutto quello che c'è scritto. C'era un antico, dico antico perché di 6-7 anni fa, studio che aveva fatto l'Audipress sui giornali e aveva tirato fuori che la visita media, la lettura media di un quotidiano era già allora di 12 minuti e di meno di 3 articoli letti completamente. Hanno anche il diritto, secondo me, di commentare e noi abbiamo però il diritto-dovere di chiedergli di stare dentro in determinate regole, ma questo ci arriveremo. Cosa succede invece nei nostri giornali? Ogni giorno mettiamo decine di articoli, quasi tutti mettono le stesse cose, quasi tutti copiano da tutti e spesso copiano i comunicati stampa e li mettono online, ma si dimenticano che per esempio online le notizie durano pochissimo. Se io devo comunicare per esempio il lutto di un personaggio famoso dello spettacolo, io metto la notizia si brucia per il 50% della sua forza nei primi 35 minuti e dopo 140 minuti ha perso l'80% della sua penetrazione. Perché? Perché ormai chiunque attraverso un WhatsApp, attraverso i social, attraverso 1000 altri modi di comunicare ci ha informato che quella persona, se sa che noi eravamo interessati o se la persona è davvero famosa, è deceduta. Quindi la notizia corre molto più lunga di noi, molto più velocemente di noi. E a noi che cosa ci rimane? Ci rimane che a fine giornata abbiamo articoli che sono già stati superati perché la semplice notizia che è morta una persona non è più una notizia in sé. E quindi dobbiamo imparare che servono altre cose. Ci servono articoli che spieghino, perché noi arriviamo a fine giornata che siamo stati bombardati da brandelli di notizie e non capiamo niente di una serie di cose. Ci perdiamo, lo dicevamo prima, pensiamo semplicemente a una cosa importante come la guerra, le posizioni
le varie posizioni in campo, abbiamo preso brandelli di cose in base a quello che ci interessava, in base ai commenti che abbiamo letto sui social, ma alla fine se dovessimo metterci qui a spiegare esattamente che cosa abbiamo compreso di tutta questa storia, probabilmente ne sentiremmo delle belle. Ci servono articoli che vadano in profondità, non ci servono cose buttate lì così di 8 righe, tanto per mettere un titolo e far vedere che abbiamo fatto un articolo. Ci servono cose che siano al servizio del lettore. Troppo spesso noi siamo al servizio del potente di turno, siamo al servizio dell'amico, siamo al servizio dell'ufficio stampa e poi questa cosa è fatta ed è buttata lì appunto magari ripubblicando gli articoli degli uffici stampa, i comunicati stampa che non contengono le notizie che interessano alle persone. E guardate che se voi ci avete fatto caso, spesso e volentieri da lettori siete finiti su articoli di giornali che non contenevano le notizie di cui avevate bisogno, parlavano di una mostra e non ci dicevano dove andare a cliccare per comprare il biglietto di quella mostra. Vi parlavano di un evento e non vi dicevano dove si teneva, vi parlavano di qualche altra cosa e non vi dicevano il costo. Cosa ce ne facciamo di un'informazione che è fatta così? E invece abbiamo bisogno di informazioni fatte bene, che soddisfano un bisogno, soddisfino. La rete resta in piedi, internet, il successo sta in piedi su dei paletti molto semplici. La capacità di farci divertire. Divertire non vuol dire semplicemente ridere, fare grasse risate con la volgarità o con le barzellette. Vuol dire anche divertirci nella maniera più alta del termine. Ci servono cose che ci divertono, ci servono cose che ci risolvono i problemi. C'è tutto un mondo di internet che sta in piedi con i tutorial. Come fare per tenteggiare un muro a casa, come fare per aggiustare un vecchio orologio, come fare per... È un mondo enorme. Devono soddisfare un bisogno, devono soddisfare una domanda. Noi spesso ce ne dimentichiamo, ma soprattutto devono durare. Quello che ci servono articoli che durino, ci servono quelli che potremmo chiamare i sempreverdi, perché il mese di maggio sarà sempre il mese della Madonna e un sacco di persone non sanno perché il mese di maggio è il mese della Madonna e non sanno per esempio alcune cose legate al mese di maggio del vostro territorio. Perché non gliele possiamo raccontare e ogni anno non recuperiamo quell'articolo, lo rinfreschiamo e lo rimettiamo online? Queste cose, vi assicuro, vi accorgerete che dopo un po' vengono prese addirittura dalle persone attraverso quello che cercano su internet, perché l'abbiamo detto prima, la maggioranza del traffico è fatto da ricerche. Veniamo ai nostri errori, ma non per flagellarci né per puntare il dito contro nessuno. Io ho messo apposta un articolo online con questo titolo, questo occhiello, per farvi capire che non si capisce niente. La proposta, in 70.000 hanno chiesto protezione e partono le procedure per i rimborsi. Chi ha chiesto protezione? Chi sono? Quali rimborsi? Non si capisce niente. Titoli pochi comprensivi. Titoli senza le parole chiave. I motori di ricerca hanno bisogno delle parole chiave per indicizzarle. E se io faccio la proposta e 70.000 hanno chiesto protezione, forse c'è rimborsi e protezione come parole chiave, forse procedure. E cosa mi serve che venga fuori in un articolo, in un'eventuale ricerca, un articolo così? Il motore di ricerca non ne prenderà neanche in considerazione quando se ne accorge. Abbiamo mutuato dai giornali di carta l'ossessione delle ripetizioni. No, non si può ripetere la parola Udine in più di una volta, non si può ripetere la parola Papa, non si può ripetere la parola Gigio. E invece no, online questo problema non esiste, perché online ogni articolo ha vita propria, lo dovete pensare con una vita propria, perché le persone condividono un articolo, non condividono la home page. Le persone commentano un articolo e l'abbiamo visto prima, le persone leggono 1,8, massimo 2 articoli ogni volta. Quindi tutto il resto che c'è attorno non ha importanza se ci sono delle ripetizioni. Dobbiamo fare delle cose che siano finite, che abbiano un senso. Un altro nostro errore è che non scriviamo, lo dicevamo prima, per il lettore e non ci mettiamo nei panni del lettore. Se io sono una mamma che ha dei figli che devono andare alle materne, non scriverò come una persona che non ha figli o non ha nipoti e che non si ricorda neanche più il mondo delle materne. Allora, siccome io probabilmente nella maggioranza dei casi quell'articolo
lo darò e sarà letto da quel tipo di persone, mi devo calare nei panni delle persone ai quali quell'articolo arriverà. Non esistono più articoli che vanno bene per tutti, non esiste più il pubblico, esistono dei pubblici e noi dobbiamo imparare a servire nel migliore dei modi. Dicevo prima, ci dimentichiamo spesso cosa facciamo da lettori. I nostri errori in più di noi, mondo cattolico, ma si è sempre fatto così. Altra cosa, sovrastimiamo i nostri contenuti. Beh, se l'ha detto il vescovo, beh, se l'ha detto il cardinale, beh, se l'ha detto tutto il mondo, è lì che non aspetta che lui. Poi l'arcidiocesi di ho cancellato, fa le lettere pastorali dell'arcivescovo che è inviato ad ogni zona, arriva a una conclusione, 0 like, 0 commenti, 0 retweet. Cosa significa? Che questo è un tweet morto. Spesso non parliamo come la gente comune e non lo facciamo perché c'è l'ecclesialese, perché siamo mediamente istruiti, perché ci piace usare delle parole importanti, perché ci piace usare le parole giuste. Ma se, come mi è capitato di leggere ieri sera su un sito che non è uno dei vostri, mettetevi il cuore tranquillo, parliamo di una cosa utilizzando il termine diacronia, io sono convinto che 9,9 lettori di quel testo, visto che non si parlava di un sito specializzato per persone esperte di linguistica o, come dire, con le scuole alte, come si diceva una volta, prendono e dopo quel termine se ne vanno. Vedete, la grande differenza con cui dobbiamo fare pace, e può essere bello, può essere brutto, ma ci dobbiamo fare pace, è che fino a qualche anno fa le persone quando non capivano qualcosa si vergognavano di non sapere, di non capire e di nascosto, l'abbiamo fatto tutti magari più giovani, andavano ad aprire il vocabolario. Da qualche anno a questa parte chi non capisce passa oltre, come dicono quelli un po' più giovani, gli rimbalza, non gliene frega niente, se non capiscono se ne vanno. Se non siamo chiari, se ne vanno e ci lasciano. Ci sono mille altre cose in giro dove andare, non hanno bisogno di noi e basta. E invece noi spesso lo facciamo perché temiamo di apparire banali, abbiamo una paura, noi fuggiamo la semplicità o la semplificazione delle cose per la paura di apparire banali. Ma banale non è chi è semplice, banale è chi è banale. Temiamo un'altra cosa, è quella di apparire superficiali, troppo leggeri, e così spesso e volentieri siamo di una noia galattica. E l'abbiamo detto, una delle cose importanti è divertire nel senso nobile e alto del termine anche le persone. E poi ce lo diciamo ce ne dimentichiamo, c'è il vescovo, il parroco, il prete, dobbiamo fare felice questo, quell'altro, vuole scrivere, ha delle cose importanti da dire, anche se è noioso, va bene, mettiamolo in pagina. Lo dobbiamo mettere in pagina, però poi non chiediamoci, a parte che ho scritto parroco con 2 C, vi chiedo scusa, l'ho visto solo adesso, poi non dimentichiamoci che le persone non comprano i giornali. L'altro nostro errore, non facciamo sistema. Online e in particolare sui social, tutta una serie di persone che ci sembrano avere grande successo lo hanno anche perché fanno sistema, cioè si mettono d'accordo con un gruppo di persone in maniera in alcuni casi legale, in alcuni casi un po' meno legale, e ci si rilancia i contenuti a vicenda. Questo a che cosa serve? Serve a solleticare un bias cognitivo che si chiama il bandwagon bias, noi lo potremmo chiamare il bias del carro del vincitore, e cioè ci dice che noi persone, nessuno escluso perché i bias sono il modo con cui il nostro cervello distorce la realtà e veniamo colpiti tutti, nessuno escluso, indipendentemente dalle scuole che abbiamo fatto e dal numero di libri che abbiamo letto e dall'età che abbiamo. Ci dice che quando noi vediamo che tante persone cliccano o condividono o commentano un contenuto, noi senza rendercene conto e senza averlo spesso compreso, facciamo la stessa cosa, cioè facciamo le pecore. Quindi condividere un contenuto e fare vedere che quel contenuto ha un minimo di circolazione aumenta il fatto che poi le persone che sono davvero oggetto e sono i destinatari di quel contenuto poi lo rilancino anche loro e ne vengono in qualche modo coinvolti. Se invece io arrivo su un qualunque social e vedo che il post che ha fatto il nostro giornale
ha avuto 0 commenti, 0 condivisioni e 0 mi piace, io resto fermo. Guardate che per esempio nei social il pubblico, la maggior parte del pubblico è la maggioranza silente, cioè la maggioranza del pubblico non lascia traccia del proprio passaggio, non commenta, non condivide, non mette una reazione, non mette mi piace, non fa niente, però legge. E quello è un pubblico importantissimo perché è la maggior parte delle persone. Dobbiamo mettere al centro il lettore, sempre, non il prete, non il cardinale, non il vescovo, al centro il lettore. Il lettore è distratto. E allora, per esempio, che informazioni cerca su quell'argomento X o Y? Io, testata XY, cosa posso dargli di diverso da tutte le altre testate del territorio o dalle testate nazionali? Cosa si aspetta dal mio giornale? Dal mio giornale si aspetta di vedere lo stesso articolo che c'è su tutti gli altri giornali o si aspetta qualche altra cosa? E soprattutto, qual è il nostro pubblico? Qual è il mio pubblico? Per esempio, con Google Analytics il pubblico si può conoscere bene, ma anche con SimilarWeb, che è un sito, dicevamo prima, gratuito. Ci dà la ripartizione per genere, ci dà già la ripartizione per età. Questo è uno dei vostri siti, il 47,6% donna, 52% maschio, quindi è abbastanza ben equilibrato. Ci dice già che abbiamo un 14,50% di 18-24 anni, che per esempio è già più alto dei più 65 anni. E io scommetto che invece il numero dei contenuti che ci sono in questo sito sono più spostati verso gli over 65 che verso i 18-24 e quindi ci stiamo perdendo 4 punti percentuali di pubblico. In questo modo, per esempio, vediamo che il numero più importante delle persone che stanno visitando il nostro sito è dai 25 ai 34 anni e quindi dobbiamo aumentare i contenuti che pensiamo per loro. È inutile che facciamo dei contenuti per un pubblico che non c'è o c'è in maniera marginale. Dobbiamo dare soddisfazione al nostro pubblico. Cosa cercano i lettori? Ci sono 2 modi molto semplici e gratuiti per imparare a capire qualche cosa. Quando andate su Google e scrivete la parola, per esempio, sinodo, Google vi dice, guardate l'immagine di sinistra, già una serie di altre cose, cioè di altre cose collegate. Wikipedia, etimologia, sinonimo, significato religioso, sinodo diocesano significato, sinodo universale, sinodo 2022, sinodo 2023, sinodo significato. Se a destra, per esempio, facciamo una cosa un po' più complessa come cammino sinodale, mi dice anche non soltanto i primi 2 siti che escono e il numero dei risultati, ma che cosa le persone hanno chiesto. Cosa vuol dire cammino sinodale? Cosa significa una chiesa sinodale? Quanto dura il sinodo? Quando ci sarà il prossimo sinodo? Sapete che cosa ci serve queste cose che abbiamo visto in maniera gratuita da una semplice ricerca su Google? A sapere le domande alle quali dobbiamo rispondere con i nostri articoli. Perché noi dobbiamo rispondere a queste domande, perché vuol dire che sono queste le cose che chiedono le persone. E se per 3 o 4 volte torna il termine significato religioso o significato normale, dobbiamo battere lì, non prendere qualunque intervento ci arrivi sul sinodo più o meno palloso e buttarlo in pagina che così abbiamo fatto felici. Lo dobbiamo spesso e volentieri fare per tutta una serie di motivi, ma ricordiamoci di scrivere anche che cosa cercano le persone e di soddisfare la ricerca delle persone. C'è un altro strumento utile, gratuito, si chiama Answer the Public, vi ho messo anche l'indirizzo internet, ed è inglese ma funziona perfettamente in italiano, si può scrivere quello che si vuole di qualunque tema, di qualunque parola, da che ne so, il festival biblico alla sagra della salsiccia di Cison, o meglio la mostra dell'artigianato vivo, si mette Italia, si mette italiano, si fa una ricerca. Questo strumento ci dà immediatamente che cosa le persone hanno chiesto attorno a quell'argomento, diviso per chi, come, dove, quando, perché, che cosa hanno chiesto attorno a queste frasi, fino a tutte le possibili concatenazioni, si dice in termine informatico, le possibili query con cui le persone hanno cercato. E quando lui ci dice che cosa le persone hanno cercato, noi capiamo già quanti articoli possiamo scrivere su argomenti anche molto specifici per rispondere a quello che le persone hanno cercato. Vi faccio un esempio. Festival biblico. Le persone hanno cercato
soprattutto questi due termini, Festival Biblico Programma, Festival Biblico Eventi a Vicenza, Padova e quant'altro. I nostri titoli ne ho presi due, Festival Biblico, due punti, Apocalisse ovvero Rivelazione, Festival Biblico 2022, sguardo all'oggi e al domani. Sapete qual è il problema dei nostri titoli? Che sono stupendi, ma non ci sono i termini di ricerca che le persone hanno usato. Padova Oggi, che è uno dei siti che fa parte di quella catena dei giornali di cosiddetti today, molto ben radicati sul territorio, che fanno numeri importanti, ha fatto una cosa che a noi ogni tanto fa paura. Dicevamo prima la paura della semplicità. Festival Biblico 2022, tutti gli eventi a Padova e provincia. Risultato, noi abbiamo fatto dei titoli molto belli. Padova Oggi, nell'ultimo mese di febbraio, ha fatto 2 milioni di visite e 2,99 pagine viste, cioè 75.000 visite al giorno e 224.200 pagine viste. Non andiamo a sensazione, abbiamo detto, abbiamo la fortuna dei numeri. Dicevamo prima che mediamente le persone si fermano a circa meno di 2 minuti. Ma allora perché i 3 big italiani di informazione arrivano a essere visti per 9 minuti e 18 secondi, 8 minuti e 23 secondi, 6 minuti e 38 secondi? Ci sono una serie di trucchetti che io vi dico, poi decidete voi se usarli o non usarli, io credo di no. Uno si chiama effetto codalunga, cioè ci dice che ovviamente se noi prendiamo un numero di articoli, produciamo un numero di articoli spropositato ogni giorno, facciamo 100 articoli al giorno e ognuno di questi articoli viene letto da almeno 1000 persone, noi abbiamo la garanzia di avere almeno 100.000 persone ogni giorno. L'effetto codalunga può essere fatto sia attraverso redazioni importanti, infatti abbiamo parlato di big dell'informazione, sia attraverso dei sistemi che vanno a recuperare articoli, li rilanciano, li rimpastano, li rimettono a posto e quindi moltiplicano la capacità anche di una redazione di produrre contenuti. Ci sono poi trucchi per aumentare le pagine viste e li abbiamo visti, sono fastidiosissimi da lettori, quello di spezzare gli articoli in tante piccole sottosezioni di articolo in modo che ogni 20-30 righe io devo cliccare per arrivare a un'altra pagina, cliccare e aumentare la pagina. Questo aumenta le pagine viste, ma a noi lettori dà veramente fastidio. Poi cosa fanno? Puntano sulle cosiddette 5S, sesso, soldi, sport, successo e salute. Usano sempre di più i video. I video, non dovremmo dircelo tra di noi che ci occupiamo di informazione, soprattutto scritta, diventeranno nel giro di pochissimi anni il modo con cui le persone si informeranno. Già oggi sono preponderanti, già oggi un qualunque sito che fa anche video si accorge che i video hanno un risultato che va dalle 15 alle 30 volte percentuale, a 30 volte in più rispetto a un articolo scritto. E questo perché? Questo perché noi siamo sempre più distratti, siamo sempre più meno abituati a leggere, o meglio, leggiamo molto di più, ma leggiamo pezzi sempre più corti. Leggiamo a canguro cosiddetto, cioè con in mano il telefonino scorriamo il testo e ogni 10 righe quando un articolo è lungo leggiamo, poi saltiamo in avanti, poi leggiamo un altro pezzo, poi saltiamo in avanti, poi leggiamo un altro pezzo. Come quantità di parole i ragazzi di oggi e noi mediamente leggiamo molto di più di qualche anno fa, ma non leggiamo mai immergendoci in un testo. Leggiamo appunto a canguro, saltando e restiamo sempre in superficie. Dicono gli esperti che questo crea un grande problema perché non ci fa mai entrare in un testo, non ce lo fa mai vibrare, non ci fa mai dare quel rapporto importante che abbiamo avuto e che alcuni di noi hanno ancora con la lettura, che è quella che ti fa vibrare, quella che ti lascia poi sedimentare le parole e i pensieri e li fa maturare. Altra cosa che fanno è usare contenuti sponsorizzati, anche qui vi chiedo scusa dell'errore, c'è una U al posto della I, sembra sardo, sponsorizzato. Perché? Perché i contenuti dei giornali vengono sponsorizzati. Allora, il Fatto Quotidiano, tanto per non fare nomi, fa dei numeri molto importanti e ha un best seller che è un articolo sponsorizzato che voi non vedete, che si fa attraverso una sponsorizzazione social considerata cosiddetta black, dove circola, diciamo così, in un mondo dove non circolano le notizie, ma dove ci sono le persone, ed è legato a come poter fare alcune pratiche sessuali.
Ovviamente cosa c'entri questo col Fatto Quotidiano? Non si sa, tranne che è un contenuto che ogni mese fa circa 1 milione di visualizzazioni. Capite che questo, quando si va a mettere nel computo generale, fa la differenza. L'altra cosa, si comprano le chiavi di ricerca. Per apparire nelle posizioni di Google, e quando si appare nella prima pagina di Google, in particolare nei primi 5 risultati di un qualunque tema, si ottengono un bel numero di visite in più, si comprano le chiavi di ricerca. Cioè, per esempio, ci sono articoli di giornale che per Papa Francesco pagano un'asta che si fa proprio online al minuto secondo, anzi al secondo, per far salire sempre di più i loro articoli. Per fortuna esiste anche una parte di Google che pesa le notizie su Papa Francesco, che dà un valore aggiunto a testate come Osservatore Romano, Vatican News o Avvenire, del motivo per cui ogni tanto, senza pagare, anche queste testate finiscono nelle ricerche. 3 di voi, 39 secondi, 1 minuto e 06, 32 secondi. Io comincerei a guardare i dati, perché se io da 32 secondi riuscissi a portare la mia testata a 1 minuto e 06 di permanenza media, avrei più che raddoppiato il mio risultato. Se io da una pagina e 20 per visita o una pagina e 29 riuscissi a portarla a 2,29, avrei raddoppiato il numero di pagine che leggono. L'indice di rimbalzo è la percentuale con cui le persone escono da un sito dopo aver visitato un semplice articolo. Capite che se io riesco a portarla dall'87,14 a 48, significa che le persone sono soddisfatte, significa che le persone leggono più di un articolo, ed è questa una delle cose su cui bisogna cominciare a lavorare. Io lo so che noi di mestiere facciamo i giornalisti e non facciamo, come dire, i guru del digitale, ma in qualche modo dobbiamo occuparci di queste cose. Chiediamo a chi ne sa più di noi, chiamiamo qualcuno che ci possa aiutare in questa direzione, ma se vogliamo in qualche modo stare in piedi e stare sul mercato, dobbiamo cominciare anche a occuparci di questi aspetti. Tanto perché la vita non è facile, a complicarcela c'è il fatto, lo dicevamo prima, che le notizie corrono più veloce di noi, e quindi spesso noi, quando arriviamo a scrivere qualcosa, quella cosa è già superata, ma non ci deve spaventare, deve farci scrivere in maniera diversa. Dobbiamo scrivere un ricordo personale, dobbiamo scrivere un ricordo, per esempio, parlavamo prima di un fatto luttuoso, di una morte di una persona famosa. Se è passata dalla nostra città, se ha avuto in qualche modo mai una attenzione per il mondo cattolico, se ha mai fatto dichiarazioni, se ha mai avuto delle cose piacevoli, se è mai stato, che ne so, magari devoto di una Madonna, di un santo o di una qualunque realtà religiosa del nostro territorio, beh, se noi andiamo in quella direzione abbiamo fatto la differenza. Continuiamo a parlare di una persona di cui tutti stanno parlando, ma lo facciamo nel nostro modo. A complicarci la vita c'è il fatto che click hanno sempre meno valore. Hanno sempre meno valore perché la pubblicità era interessata ai click e pagava in base ai click. Poi alcuni si sono accorti che appunto le persone cliccano e poi magari dopo 2 secondi se ne vanno, e quindi non fanno neanche tempo a guardare la pubblicità che c'è in un sito. E piano piano, soprattutto in America, si stanno guardando delle altre cose, per esempio il tempo di permanenza su un articolo. Perché è importante il tempo di permanenza su un articolo? Perché ci dice quanto un lettore l'ha letto. Se su un articolo di 60 righe un lettore c'è stato mediamente, un certo numero di lettori ci sono stati mediamente 5 minuti, abbiamo quasi la certezza che l'abbiano letto. Magari qualcuno si è addormentato e il tempo andava avanti lo stesso, ma diciamo, a parte le battute, che in larga parte l'hanno sicuramente letto. Purtroppo anche la pubblicità online vale sempre meno, ci sono ormai testate microscopiche che apparentemente hanno video e pubblicità importanti di compagnie aeree, di aziende che producono auto, e a noi diciamo: ma come fanno ad averlo? Ma perché loro ce l'hanno e noi non ce l'abbiamo? Poi magari si scopre che usano dei tool, degli aggeggini che si mettono dentro nei vari siti, che ti fanno entrare in un circuito dove ti arrivano gli scarti della pubblicità. E cosa succede? È una pubblicità talmente a basso effetto che magari per ottenere 1 euro
dallo spot o dal banner della Renault, tu hai bisogno di avere fatto 60.000 visualizzazioni, 120.000 click e hai guadagnato €1. Tutto questo ci dice che, insomma, tutto è faticoso e noi cominciamo ad avere il fiatone, perché poi ogni giorno c'è una novità, c'è Clubhouse, poi ci sono i reel, i video in piedi, i corti, prima di Instagram, adesso sono stati lanciati anche bene da Facebook, poi arriva l'ondata dei podcast, poi tutti dicono che bisogna fare le newsletter e noi continuiamo a correre dietro alle novità perché ne siamo sollecitati, perché vogliamo provarci, perché vogliamo provarci e anche come dire, misurarci con quelle novità. E poi c'è un'altra cosa, noi dobbiamo difendere il giornalismo. Noi non siamo giornalisti di serie B, noi siamo giornalisti di serie A, anzi, se permettete, di serie A+, perché noi in più degli altri abbiamo anche tutta una serie di doveri etici e morali che ormai tanti altri hanno dimenticato e dimenticano. Sui social l'area che tira, è importante anche questa saperla se si vuole comunicare nel digitale. Dice Sri Srinivasan, che è un docente della Columbia University of Journalism, nessuno presterà attenzione a quello che postate online fino al momento in cui commetterete un errore, allora tutti se ne accorgeranno e vi daranno addosso. E l'avete visto o direttamente o per casi che avete incrociato nella rete, non c'è giorno in cui non ci sia una polemica social, non ci sia qualcuno che abbia scritto una sciocchezza o dal suo punto di vista anche una cosa in cui credeva e che finisca sotto la gogna. Persino Papa Francesco, lo ricorderete, poco tempo fa, con la storia delle coppie che non vogliono più figli ma hanno cani e gatti e questo toglie l'umanità. Non aveva esattamente detto questo, aveva parlato dell'importanza della genitorialità anche attraverso l'adozione, ma il messaggio che è passato è questo, che odia i cani e i gatti. Poteva dirlo meglio? Con il massimo rispetto, sì, poteva dirlo meglio, perché il primo ad averci perso è stato lui, perché se le persone cominciano a discutere del fatto che il Papa non ama i cani e i gatti o le persone che amano i cani e i gatti, si chiudono poi a tutti i prossimi messaggi che arrivano da lui. E questa è una cosa importante, dobbiamo tenere presente gli altri, anche se avessero torto. Un altro piccolo caso, un bravissimo sacerdote della diocesi X, non diciamo, faceva un commento al Vangelo, era estate, aveva il colletto slacciato. Le persone hanno cominciato a discutere del fatto che non si poteva commentare il Vangelo con il colletto slacciato, con i capelli lunghi e magari un po' sudati. E chi ci ha perso? Ci ha perso innanzitutto Don Alessandro, perché le persone invece di ascoltare lui hanno cominciato a discutere del colletto della sua camicia. Bene, io avrei commesso esattamente il suo stesso errore. Grazie al fatto che da anni sto sui social, ho imparato a capire come noi persone spesso ragioniamo e come una parte di noi reagiscono alle cose, avrei chiuso quel colletto. Prima di postare qualunque cosa, sia un articolo, sia un commento, sia quello che volete, chiedetevelo, davvero, può offendere, può essere mal interpretato e se può essere mal interpretato non è il caso che io lo scriva in un modo in cui non possa essere mal interpretato. Attenzione, non significa non dire ciò che si pensa, anzi, significa però dirlo senza dare agli altri il destro per mal interpretare quello che facciamo. Un altro errore che facciamo, questo da un punto di vista di giornali proprio, è che non siamo abbastanza attenti alle foto. Ci sono un gruppo di persone che non amano la bandiera della pace, la scambiano come bandiera LGBT. Tutte le volte che noi mettiamo quella bandiera in uno dei nostri articoli, una parte dei nostri lettori se la prendono con quella bandiera. Che cosa succede? Succede che non leggono il contenuto, si attaccano alla fotografia e generano una discussione che niente ha a che fare col post. Ma questo non succede ad Avvenire o non succede al giornale X o Y, cattolico o non cattolico che sia. Succede in tutto il mondo sotto tutti i post. Uno studio di qualche anno fa diceva che il 49% delle persone che commentano un post non l'hanno capito e non l'hanno letto. C'è chi commenta il titolo, chi commenta la fotografia e soprattutto c'è chi commenta i commenti sotto quel post, ma non legge quel post.
a maggior ragione dobbiamo titolarlo bene, dobbiamo mettergli una foto giusta, dobbiamo pensare che quella foto non debba essere equivocabile, non debba essere usata contro di noi per rovinare la nostra comunicazione. L'altra cosa, dobbiamo metterci in testa che niente è più privato. Non esiste un post che voi possiate scrivere sulla vostra bacheca senza rischiare che quel post finisca per diventare un caso che arriva sulle prime pagine dei giornali. Ci sono un sacco di sacerdoti, per esempio, che in questi anni hanno scritto cose giuste, sbagliate, non sta a me giudicarlo, sui loro profili Facebook e si sono ritrovati poi al centro di casi grandi e importanti. Niente più privato. Vi aggiungo, perfino le chat su WhatsApp ormai non sono più private, perché chiunque può fare uno screenshot e farlo girare ad altre persone. Se ci criticano, cosa dobbiamo fare? Se ci criticano, lo diciamo velocemente, dobbiamo fare una serie di cose. Se la critica è motivata, dobbiamo rispondere. Se la critica è maleducata, entro certi termini di maleducazione, lasciamo perdere. Se la critica è pesantemente maleducata, dobbiamo bloccare le persone. Per un motivo molto semplice. Gli esperti ci dicono che dobbiamo trattare l'aggressività social, le fake news e tutto un certo modo di comportarsi come se fosse una mail di spam. Dobbiamo salvare l'ecosistema generale e dobbiamo farlo in una maniera seria ma ferma, rispettando le persone, la maggior parte delle persone, e invitandole a esprimersi in maniera libera ma rispettosa. Per questo Avvenire è uno dei 2 giornali italiani ad avere fatto un galateo social che impone una serie di cose e che lo fa, come dire, lo fa funzionare. Chi esce da quel galateo social riceve un richiamo personale che non si vede in pagina e se non accetta quel richiamo personale risponde, per esempio, aumentando il livello della volgarità o della carica contro di noi, viene bloccato. Perché gli altri giornali non ce l'hanno? Uno, perché costa fatica farlo applicare, vuol dire avere qualcuno che sta tutto il giorno, buona parte del giorno, a monitorare qualunque commento di qualunque post. L'altra è che i social, per come sono fatti, premiano il macello. Più si litiga sotto i post e più quel post con dentro quell'articolo verrà fatto vedere a più persone. Quindi in qualche modo, diminuendone la carica di litigio, si diminuisce anche la carica pubblicitaria. Ma Avvenire, così come ognuno di voi, ha un ruolo che va ben oltre il fatto di avere tanti like. Abbiamo un ruolo perché abbiamo anche uno stile che dobbiamo pensare. L'altra cosa che dovete sapere è che è la portata delle pagine, cioè quando noi apriamo una pagina Facebook di una delle nostre realtà, indipendentemente dal numero di mi piace che abbiamo portati a casa, oggi l'algoritmo di Facebook, per esempio, fa vedere il nostro contenuto a meno del 6% delle persone che hanno messo mi piace. Se le persone a cui è stato mostrato quel contenuto non interagiscono nel giro dei primi 40 minuti con quel contenuto, rilanciandolo, commentandolo o mettendo una reazione, quel contenuto muore. Ed è il motivo per cui uno può avere anche qualche migliaio di mi piace su una pagina e poi portare a casa 2 reazioni per post. Gli articoli vanno sempre meno, le cartoline, che sono le immagini con le grandi scritte, vanno sempre di più perché siamo persone che ormai leggono poco e leggono molto di slogan. Dei video abbiamo parlato. Dobbiamo chiederci sempre, e guardate, sono domande importanti: perché siamo in rete? Perché il nostro giornale ha aperto un sito? Perché il nostro giornale si è messo sui social? Perché abbiamo scelto quel social? Tutti, qualcuno, perché quello e non un altro? Con chi vogliamo comunicare e con quale stile? Mettiamoci in testa che su tutti i social non si può stare, perché nessuno di voi e nemmeno Avvenire ha le forze per stare su tutti i social e starci portando a casa dei risultati importanti. E allora queste domande devono essere importanti, bisogna farle sedimentare, bisogna guardarsi in faccia e avere il coraggio di chiedercelo. Perché abbiamo fatto il nostro sito internet? Perché siamo sui social? Se la risposta è perché ci sono tutti, stiamo già sbagliando delle cose importanti. Abbiamo detto, analizziamo i nostri dati, impariamo da Google non solo nel modo che vi ho fatto vedere, ma anche di un altro modo. Google è il sito più
visto al mondo, più usato al mondo. Eppure graficamente è un sito vecchissimo, bruttissimo, banalissimo. Eppure è il sito che ha più successo di tutti. Perché? Perché risponde esattamente a una esigenza. Io cerco un contenuto e Google è più bravo di altri motori di ricerca a restituirmi quello che cerco. Quindi benissimo guardare la grafica, benissimo guardare all'ultimo template per WordPress, visto che molti dei vostri giornali sono fatti in WordPress, ma se poi non rispondiamo con i contenuti ai bisogni delle persone, possiamo avere il sito più bello del mondo e rimaniamo a dei numeri assolutamente marginali. Mettiamoci in testa, noi non siamo il New York Times. Il New York Times ha oltre 1000 giornalisti. Soltanto nella zona social ci sono qualche cosa come 80 persone. Il Washington Post, per esempio, soltanto per fare la verifica dei video che arrivano dall'Ucraina o comunque dal fronte della guerra, ha aperto un team con 39 persone. Giornalisti, tecnici, persone che sanno lavorare una serie di tool che servono per capire se un video è reale, se davvero è stato girato in quel posto, se davvero è stato girato quel giorno e quant'altro. Noi non siamo New York Times, non dobbiamo correre dietro a quello che fa il Gazzettino di Venezia e non dobbiamo correre dietro a quello che fa tantomeno Corriere della Sera, Repubblica, Stampa o Avvenire. Noi siamo noi, dobbiamo trovare la nostra dimensione, fare poco e fare bene. Pensate che, diciamo prima, i click valgono sempre di meno. C'è uno strumento importante che si chiama RAMP, che usano alcuni giornali non in Italia, che riesce a monitorare come il percorso di una persona attraverso la lettura di un certo numero di articoli disseminati nel tempo. Abbiamo detto all'inizio che tutto è tracciabile e tutto è tracciato di quello che facciamo, produce abbonamenti. E quindi siamo arrivati al punto in cui RAMP dà a delle redazioni il suo software, le redazioni vedono quali articoli hanno generato non più click, ma il maggior numero di abbonamenti, e hanno scoperto che ogni abbonato, ogni persona che dopo aver letto un certo numero di articoli del nostro sito decide di abbonarsi al sito, nel caso dei siti con abbonamento, di abbonarsi al nostro giornale, vale 50.000 pagine viste. Non so se ci siamo capiti. Vale 50.000 pagine viste. Allora, senza usare RAMP, noi dobbiamo cominciare a fare informazione, oltre che per soddisfare tutte le realtà che dobbiamo soddisfare, che non possiamo fare a meno e che non possiamo lasciare fuori, per cercare di produrre pochi articoli che convincano almeno una persona ad abbonarsi. Ogni volta che ne avremo convinto uno, sarà come se avessimo fatto 48.000 pagine viste. Dobbiamo coinvolgere le persone. Guardate, le persone, noi, vogliamo essere coinvolti, vogliamo contare sempre di più e tantissime realtà ci fanno contare sempre di più. Dobbiamo imparare che gli altri non sono un problema. I lettori per una vita li abbiamo considerati un po' dei rompiballe che scrivevano al giornale per lamentarsi, ancora oggi magari scrivono sotto un post, ma c'è un errore di battitura, ma come si fa a fare quell'errore così grave? E noi li consideriamo dei rompiballe e ci fa fatica, insomma, a rispondere. Per tanti anni nelle redazioni le lettere di un certo tipo finivano direttamente nel cestino, ma è un errore, perché le persone siamo noi, le persone che parlano con noi siamo noi quando chiamiamo il call center della TIM o di Vodafone e di tutte le altre compagnie e ci prendono in giro e non ci rispondono e ci lasciano e noi ci arrabbiamo. E poi andiamo in giro a dire male di quella compagnia e appena possiamo con quella compagnia non ci stiamo più e andiamo da un altro. Il problema è di tutti, mal comune e mezzo gaudio, si diceva una volta, in Italia come in America, nel mondo cattolico come in quello laico, per i piccoli giornali e per i grandi giornali. Siamo a un punto di svolta, ma non è un punto, come dire, di morte sicura, è un punto che noi abbiamo davanti la possibilità di fare delle cose meravigliose, di cambiare, di rompere determinati schemi, di smetterla di dire si è sempre fatto così, di fare i giornali come si faceva nei primi del Novecento.
Siamo nel 2022, le nostre vite sono molto cambiate. Il mio personale consiglio è: affrontiamo una questione alla volta. Vogliamo analizzare il pubblico? Cominciamo ad analizzare il pubblico. Vogliamo provare a fare dei contenuti importanti per portare a casa un abbonato? Facciamolo. Facciamo una cosa alla volta. Non cerchiamo di fare tutto perché non abbiamo le forze e finisce che facciamo tutto male. Il caso del Post. Forse lo sapete, il Post è un giornale solo online diretto da Luca Sofri. Ha fatto una cosa importante. Durante la pandemia, ad un certo punto, ha fatto una newsletter dedicata alla pandemia. Mentre tutti i giornali si riempivano di un numero spropositato di articoli che davano ragione a questo, a quell'altro, che mettevano qualunque notizia uscisse sulle agenzie, il Post faceva degli spiegoni lunghissimi che uscivano alle 7 della sera. A me è capitato di leggerne alcuni, mi è rimasto in testa uno che era su il macello dell'ospedale alla Fiera di Milano, se era stato fatto bene, se era stato fatto male, chi aveva messo i soldi. Ci volevano 20 minuti per leggere quella newsletter, un tempo epocale. Ed era dentro una newsletter, non sul sito. Ci si abbonava gratuitamente, arrivava ogni sera alle 7. Quella newsletter ha portato al Post 47.000 abbonati che gli danno 8 euro al mese. Poi il Post ha lanciato Morning, una rassegna stampa che fa il vice direttore, che si chiama Francesco Costa, che ha portato altri 12.000 abbonati al mese. Persone che pagano 8 euro soltanto per sentire quella rassegna che dura una ventina di minuti. Perché? Perché è diversa da tutte le altre rassegne stampa. Perché Francesco Costa ha una sua bravura, una sua capacità di stare, è tra l'altro una persona che aveva già fatto un certo numero di podcast di successo, di stare nelle cose, di raccontare il giornalismo, che ha conquistato una parte del pubblico. E questo ci deve insegnare una cosa: chi si abbona a qualcosa non si abbona a tutto, ma si abbona per un motivo, spesso e volentieri. Per esempio, a un giornale una volta ci si abbonava per adesione culturale, adesione politica, adesione religiosa. Ci si abbonava perché i propri genitori erano abbonati ed era entrato nella propria casa e avevamo imparato ad amare quel giornale. Ci abbonavamo perché ci piacevano quei 2 o 3 giornalisti che ci scrivevano. Oggi ci abboniamo anche solo per un podcast. Il punto, ancora una volta, non è la quantità di cose che dobbiamo produrre, ma la quantità di cose che solo noi possiamo produrre e che vanno a soddisfare un bisogno del lettore. A proposito dei lettori, come li trattiamo? Dicevamo prima che spesso e volentieri buttavamo le loro lettere nei cestini. Ma oggi, a parte quando rispondiamo alle critiche, alcuni lo fanno, altri non lo fanno, come li trattiamo? Qualcuno di voi ha mai pensato di mandare un SMS, se avete i loro telefoni, un WhatsApp, un messaggio sui social, una lettera, per fargli gli auguri per il proprio compleanno del lettore e per ringraziarlo del fatto che è un vostro lettore o che magari è abbonato da tanti anni? Avete mai pensato di raccontare alla gente quali sono gli abbonati di più lungo corso che voi avete? Avete mai pensato di fare degli incontri per loro, per un certo tipo di abbonati? Avete mai pensato di raccontare qual è l'abbonato più giovane che avete? Ammesso che lo abbiate, cioè, ma ce ne sarà qualcuno più giovane, insomma. Guardate, è importante perché è solo costruendo delle comunità con i nostri lettori che noi possiamo fare la differenza, visto che non abbiamo i soldi, visto che non abbiamo la pubblicità, visto che non abbiamo le conoscenze politiche di altre realtà. E ricordiamoci ancora una cosa: in mondi dove i grandi giornali spesso e volentieri vanno sulle cose pruriginose, vanno sui casi più efferati, vanno sulle storie più sporche, le persone cercano storie buone. Noi cerchiamo storie buone, perché dopo una giornata di ammazzamenti, robe, se apriamo una volta il nostro giornale di riferimento e ci troviamo una storia buona,
una storia di un bel gesto, una storia di accoglienza, ma non di quelle, come dire, che sembrano un po' fatte a livello di pubblicità, ma storie vere, storie buone, perché le persone sono molto più buone di come le raccontano i giornali. Chi ha provato a guadagnare l'ha fatto attraverso diversi modi, alcuni funzionano, altri no. I paywall, cioè quei sistemi per cui non puoi leggere un articolo se non paghi. Vi do due informazioni. Per quello che riguarda i siti non di lingua inglese, i paywall praticamente sono una rovina. Ci ha provato l'ANSA a metterlo e ha perso il 94% del traffico, l'ha dovuto togliere. I paywall funzionano soltanto in certe realtà anglofone perché parlano a mercati enormi, perché hanno milioni di lettori e quindi la percentuale delle persone che accettano di pagare e in qualche modo dà dei numeri importanti. Tenete presente che secondo una serie di ricerche abbastanza recenti, in America circa il 18% delle persone sono disposte a pagare, la media europea è del 6%, in Italia è di circa il 4%. Un paywall di solito restituisce il 3% nella prima fase, quindi prendete il vostro traffico, gli tirate fuori il 3% e poi chiedetevi quanti soldi potete portare a casa se lo inserite. La pubblicità, scusate, anche qui ho perso una B, siamo al terzo errore, abbiamo detto che poco fa, quindi dobbiamo inventarci delle cose, dobbiamo puntare soprattutto sugli abbonamenti non tanto al sito ma per esempio alla carta. Allora dobbiamo usare il sito per convincere le persone a provare la carta. Guardate che sembra una follia, ma invece è una cosa importante. Dobbiamo invece offrire attraverso il sito dei servizi. Dobbiamo fare un'academy, abbiamo delle cose da insegnare agli altri, abbiamo nel nostro giro di collaboratori degli esperti che possono fare degli incontri pubblici o degli incontri online. Possiamo avere degli esperti così bravi e così importanti da fare quegli incontri facendoli pagare da uno sponsor o chiedendo alle persone di pagarli? La cosa più importante oggi per il nostro tipo di giornali è quello di creare le cosiddette membership, cioè quei sistemi di abbonamento dove quando tu ti abboni non sei semplicemente un abbonato che riceve a casa un giornale, ma sei un abbonato che entra in un sistema. Provate a immaginarvi, adesso faccio una serie di esempi che non c'entrano nulla con le nostre realtà. Se abbonandosi al giornale X o Y io automaticamente avessi il 10% di sconto sulle cose che compro su Amazon. Oppure abbonandomi al giornale X o Y ho il 5% di sconto sulla libreria della mia città. Oppure posso entrare in palestra con una cifra scontata. Oppure posso ricevere una serie di incontri sull'arte, sulla filosofia, sulla storia della religione, che sono dei temi che a me interessano. Oppure, se io sono un abbonato che ha portato al giornale altri 2 abbonati suoi amici, li ha convinti ad abbonarsi perché io sono soddisfatto del mio abbonamento, ricevo nell'anno successivo un credito per cui pagherò di meno l'abbonamento. E se io porto un amico, per esempio, ricevo una seconda possibilità di avere un abbonamento test di 3 mesi da regalare a una persona. Cosa succede? Che se il vostro giornale regala direttamente a una persona un abbonamento, come spesso succede con le cose gratis, quell'abbonamento viene considerato di poco valore. Ma se io persona prendo un mio amico e gli dico: guarda, io sono soddisfatto del giornale XY che sto leggendo, ho pensato a te quando mi hanno regalato, ho dato la possibilità di regalare un test, cosa. Posso dare il tuo nome per fartelo avere? Guarda che secondo me a te piacerebbe moltissimo. Diceva il Cluster Manifesto, i mercati sono conversazioni. Le persone sono i migliori testimonial dei prodotti. Noi siamo i migliori testimonial di un prodotto. Vai a mangiare lì perché si mangia bene, non andare a mangiare lì perché si mangia male e sono maleducati. C'è un segreto per avere successo? Io credo che non sia un segreto, ma sia una cosa che dobbiamo imparare e farci entrare nella testa a rischio di forzare tutte le nostre difese che abbiamo messo su in tutti questi anni. Prima di pubblicare qualunque cosa dobbiamo chiederci:
Perché una persona dovrebbe spendere del tempo per leggere, ascoltare o guardare il mio contenuto?